E allora saluto subito il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, che è collegato con noi dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Buongiorno signor governatore, vediamo subito i dati diffusi ieri in Veneto, sono questi, c'è da sottolineare che a Vo' Euganeo, prima zona rossa insieme a Codogno, sembra che il contagio si sia arrestato. Sono ore di grande attività. Prima di entrare nei dettagli, Presidente, qual è la situazione in questo momento? La situazione in questo momento è di 546-550 persone che sono in ospedale e abbiamo in questo momento 174 persone in terapia intensiva, 2500 persone positive e 6500 in isolamento, sempre con la politica del tampone, quindi trovato il positivo i contatti vengono messi in isolamento fiduciario in maniera tale che da circoscrivere i focolai. Senta Presidente, lei ha deciso di estendere i tamponi anche ai non sintomatici. Quando comincerete? Ci sono kit sufficienti? I laboratori saranno in grado di reggere questa mole di lavoro? E cosa risponde a chi dice che questo strumento è sbagliato? Per esempio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità dice che insomma, non è il modo. Prego. Guardi, innanzitutto noi i tamponi li abbiamo sempre fatti, tant'è vero che ad oggi ne abbiamo circa 40.000 e quindi tampone, isolamento, contatti e così via. Dall'altro kit ce ne sono sempre di meno e ce li facciamo in casa con i laboratori di microbiologia di tutti gli ospedali del Veneto. Allora, c'è un aspetto di tamponi che facciamo che sono circa 13.000 al giorno rafforzando i laboratori, questo è il nuovo progetto e sono tamponi che dedichiamo ovviamente a tutti i dipendenti ospedalieri e poi a seguire a tutti coloro che hanno sintomi o che rappresentano i contatti. Dall'altro si affianca un bel progetto dell'Università di Padova del professor Crisanti che ha seguito anche il progetto di Vo' Euganeo, di quella comunità di 3.000 abitanti in quarantena che abbiamo tamponato fra virgolette in 2 occasioni e il professor Crisanti farà anche ovviamente delle verifiche on the road che sono nei supermercati più che altro in altre parti della comunità per fare in modo di avere poi un campione rappresentativo. Noi crediamo nell'isolamento e nell'identificare i positivi. Consideri che ogni positivo asintomatico può contagiare 10 persone, quindi è molto esponenziale tutta la partita. Senta governatore, poi ci saranno anche dei centri concentrici rispetto ai positivi, ci spiega come funzioneranno? Sì, in maniera molto banale, mi si perdoni la parola, nel senso che verrà applicato il buon senso e quindi nel momento in cui tu trovi un positivo andrai a verificare innanzitutto i contatti più stretti che sono i familiari, dopodiché se si ritrova in un condominio verificherai il condominio e poi con l'ottica dei cerchi concentrici cerchi di ampliare, ovviamente non arrivi a chilometri, ma già nel raggio di 100 metri di verificare attorno a lui se c'è qualche contatto magari casuale e magari anche con persone che non si conoscono. Voglio ricordare che a Vo' Euganeo noi abbiamo fatto i 3.000 campioni quando ci sono stati i primi 2 contagiati, che purtroppo hanno perso tutti e 2 la vita questi signori, e abbiamo trovato 66 positivi, tra i quali moltissimi asintomatici e molti dei quali non hanno mai avuto contatti o quantomeno sociali o di conoscenza con i primi 2 contagiati. Senta, oggi Vo' anche... Euganeo, dopo la quarantena... Sì, no, prego. scusi, volevo dire, oggi per spiegarlo a chi ci sta ascoltando, abbiamo fatto i primi campionamenti tamponi a Vo' Euganeo e abbiamo trovato 66 positivi, molti dei quali asintomatici. Li abbiamo fatti dopo la quarantena, isolando i sintomatici, e abbiamo trovato solo 6 sintomatici. Se non avessimo fatto così, Vo' Euganeo sarebbe una bomba di contagio. La verità è che oggi Vo' Euganeo risulta essere la comunità più sana che ci sia. Senta, lei ha anche annunciato che verranno attivati dei centri Covid-19 in ogni provincia. A che punto siete e come saranno strutturati? Noi siamo operativi, la ringrazio per questa domanda, siamo operativi, ho fatto rimettere in moto anche tutti gli ospedali che abbiamo chiusi perché noi abbiamo fatto una bella ristrutturazione negli anni, abbiamo messo in moto altri 6 ospedali e sono operativi, abbiamo 710 posti letto in più, abbiamo creato 825 terapie intensive e noi siamo pronti all'onda d'urto come diciamo, ma cerchiamo anche con la collaborazione dei cittadini, con l'isolamento
che ogni persona riesce a fare, con il fatto di rispettare le regole, le distanze di sicurezza e chiedendo a tutti insomma, di restare in casa, siamo convinti di attutire il colpo della punta massima. Ho dimenticato di dare una risposta, io non faccio le cose in contrapposizione con qualcuno, mi citava il professor Brusaferro che è assolutamente un punto di riferimento scientifico, però posso anche ricordare che l'OMS ieri sera ha detto ufficialmente test, che vuol dire tamponi, tamponi, tamponi. Grazie a Luca L'OMS, Zaia. per chi non lo sa, è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Certo, grazie al governatore Grazie. Luca Zaia, Grazie a voi. grazie Buon lavoro. mille.